Ciao a tutti ragazzi, anzi buonasera se è per questo. In questo video, anzi in questa diretta, parleremo del culto mariano che, come ben sapete, anche la Bibbia, giustamente, come ben sapete, anche se molti purtroppo non lo accettano, giustamente la Bibbia vieta la venerazione di un'altra persona al di fuori di Dio. In effetti Dio stesso l'ha scritta sulla Bibbia che non avrai Dio all'infuori di me. Questo non significa che la Madonna non va rispettata, per amor di Dio, va rispettata, però giustamente non è la mamma di Dio, è la mamma di Gesù. Tanti dicono la madre di Dio, no ragazzi, la mamma di Gesù. Quindi partiamo da questa cosa qui che è totalmente sbagliata. Poi storicamente viene dimostrato il culto mariano come è nato, cioè se fate un approfondimento capite come è nato questo culto mariano. In effetti in Babilonia ci stava una donna di nome Semiramide che aveva un grande potere, diciamo, nella Babilonia. Questa era una donna fortissima, energica e molto ambiziosa, quindi era molto temuta, diciamo, dalle persone. E allora tutti quanti pensavano che agisse per opera di Dio, perciò tutti quanti per terrore la chiamavano Madre di Dio, Madre del Cielo, Regina, Onnipotente, e diciamo questa Semiramide era sposata con Nimrod, che era suo marito e suo figlio allo stesso tempo, pensate un po'. Quindi quando Nimrod morì e lei si elevò, diciamo, a madre di Dio, anzi non si elevò, le persone per paura la giudicavano, non la giudicavano, credevano che lei era stata mandata da Dio e quindi era la madre di Dio, la madre. Allora questo culto si diffuse in tutto, diciamo, Babilonia, in tutto il mondo arabo. Questo è il culto, diciamo, di come è nato il culto mariano. Ma voi sapete benissimamente che, lo so che molti di voi non sono d'accordo su questa cosa, però il culto mariano è nato proprio da questa cosa qui. Quindi in effetti tante persone dicono la madre di Dio, quando invece, ragazzi, lo sapete bene, è la madre di Gesù. Va rispettata perché è stata la madre di Gesù ed è la madre di Gesù, però tanti preti che purtroppo sono stati anche, diciamo, mandati via perché giustamente loro hanno provato a mantenere fede a ciò che sta scritto nella Bibbia. Anche perché, se vi ricordate, l'Apostolo Paolo aveva scritto: non c'è intermediario o avvocato fra Dio e gli uomini al di fuori di Gesù Cristo, cioè non c'è nessun intermediario fra Dio e gli uomini al di fuori del figlio, cioè di Gesù. E questo sta scritto nella Bibbia, non è che l'ho scritto io, allora lo dico io. È sempre Paolo, in un'altra, diciamo, sua affermazione, che Paolo è un apostolo: se qualcuno sa di altri mediatori fra Dio e gli uomini al di fuori di Gesù Cristo e dà un significato diverso, lo stesso Paolo ammette che non ci sta un mediatore fra Dio e l'uomo. Un solo mediatore è possibile ed è solo Gesù, poi non ci sta nessuno. Non ci sta la Madonna, non ci stanno i santi, non ci sta nessuno che può mettersi in mezzo noi uomini e Dio. Solo uno lo può fare, solo Gesù. Cioè, allora, non è cose che io racconto, purtroppo, come ho sempre detto, la religione, come tante cose che ci sono nel mondo, è sempre un fatto di business, un fatto di soldi. Quindi hanno preso questo culto di questa dea, perché al finale era una dea pagana, e l'hanno associato alla mamma di Gesù, perché la madre di Dio e la Madonna del Cielo erano associati a questa dea. Poi giustamente scrivi oggi, scrivi domani, e giustamente nelle sacre scritture
Sicuramente al 1000 per 1000 ragazzi è stato tutto cambiato, come credo che sia. Secondo me la vera Bibbia non ci sta proprio, cioè a botte di cambiare traduzione in traduzione, qua è arrivato secondo me l'1% di verità. Però da sempre ragazzi nei 10 comandamenti ci sta scritto che non bisogna fare idolatria, quindi non bisogna non fare immagini e sculture, cioè sono cose che non ho messo io, oppure ho messo un altro, anche io al mio prete l'ho domandato e nemmeno lui ha saputo darmi una spiegazione. Ti dice che la Chiesa gli ha fatto capire così e giustamente lui è come se io insegno a qualcuno che questo oggetto giallo è bianco e quello mi dirà un giorno che è bianco e che non è giallo, quindi non puoi cambiare le persone se le abiti in una certa maniera. Quindi questi preti che purtroppo sono stati cacciati via dal Vaticano hanno detto una cosa bella, semmai, se qualcuno vuole arrabbiarsi oppure vuole sfogarsi oppure vuole un aiuto oppure anche solo arrabbiarsi, hanno detto, lo faccia direttamente con Dio perché Lui è il nostro Signore. Quindi anche se ti vuoi incazzare, come dico io, fallo con Dio, non è che incominci con la Madonna o con i santi con un altro, quindi se anche ti vuoi arrabbiare fallo con Dio. Quindi come ripeto, io l'ho sempre detto che purtroppo anche la religione, anzi tutte le religioni hanno sempre qualche cosa che non va. Quindi il culto mariano deriva purtroppo da una dea pagana che si chiamava Artemide, quindi voi potete anche andare a controllare, non è che l'ho inventato io, quindi voi andate a cercare Artemide e andate a vedere che è descritta come madre di Dio, come la madre di Gesù e tanta gente all'epoca l'ha incominciata a venerare, quindi non è che l'ho scritto io, qua si parla del Babilonia, quindi è una cosa che ci sono i manoscritti e cose di quell'epoca, quindi c'è diciamo un confronto che esiste, quindi non è come la Bibbia che non si sa perché c'è stata una traduzione della traduzione della traduzione, qua invece ci sta proprio che questa persona incuteva talmente paura che le persone del popolo anzi pensavano che era un messaggero di Dio, la madre di Dio, cioè, e l'avevano definita tale e tale era rimasta per secoli. E in effetti poi questa cosa poi è passata alla Chiesa. Quindi in effetti, secondo me, tante cose la Chiesa le ha prese per sé. Un guaio, un guaio. Quindi ragazzi, questo è il culto mariano, come ho sempre detto pure io. Ma come dicono anche tanti preti che purtroppo sono stati scomunicati, come anche lo stesso Papa ultimamente ha mandato un suo, diciamo, fedele alla Madonna di Medjugorje, perché anche loro si rendono conto che no, che purtroppo in effetti è vero, tutti questi miracoli, però ragazzi a Medjugorje sappiamo bene che ci sta un interesse economico di proporzioni bibliche. Pensate che tutti, guarda caso, tutti quelli che vedono questa Madonna sono diventati improvvisamente ricchi, non dico miliardari, ma poco ci manca. Chi si è comprato villette, chi ha aperto hostel e guadagnano ancora tuttora. Quindi per prenotare una stanza, Mariana ha aperto un convento dove per tutte le stanze, pensate un poco, vedete l'uomo, anzi l'uomo come è avaro dei soldi, che ogni stanza che lei ha creato in questo ostello, diciamo dove la gente va a dormire a fare la notte, diciamo prima di andare al santuario, ogni stanza porta il nome di un santo. Quindi pensate un poco, vedi che business ci sta, poi dice che questa qui vede la Madonna, così così, quindi anche il Papa stesso, Papa Francesco, ha mandato un emissario per vedere la condizione di questi veggenti. Purtroppo
è dovuto ritornare da Papa e dire che questi fanno, anzi hanno fatto i miliardi. Quindi in effetti si sono arricchiti con la cosa della Madonna. Quando poi se uno è fedele e crede alla Madonna, per l'amor di Dio, qua ognuno può credere a che vuole, lo fa, ma lo fa in modo senza scopo di lucro. Qua invece proprio il lucro è evidente proprio. Poi ultimamente hanno fatto delle affermazioni che forse la Madonna non gli apparirà più perché forse si vogliono togliere dai giochi, quindi in effetti vogliono tirarsi indietro, quindi finire, hanno fatto i soldi, buonanotte, ma ce ne possiamo pure andare. Quindi ragazzi, come sempre, io sono sempre del parere che per l'amor di Dio ognuno è libero di scegliere. A volte qui su YouTube sanno bisticciato per questo, però io l'ho sempre detto, lo ripeto, i santi, la Madonna, non le Madonne, perché qua le Madonne sono pare che centinaia, qui la Madonna è una sola, se proprio vogliamo parlare, la madre di Dio, no di Dio, di Gesù è una sola. Invece qua ci stanno Madonna così, Madonna così, Madonna così, cioè sono tutte Madonne ma improvvisamente, cioè è anche assurdo pure questo. Cioè se ci sta una Madonna, per l'amor di Dio, la madre di Gesù è una sola. Invece qua purtroppo mi pare che Madonna ce ne stanno proprio a bizzeffe, quindi è un casino proprio. Quindi, come dico io ragazzi, non credo di aver detto qualcosa di sbagliato, però se uno vuole pregare qualche cosa, lo faccia direttamente con Dio. Vuoi arrabbiarti, fallo con Dio. Vuoi sfogarti, fallo con Gesù. Però, giustamente, non puoi andare a, che ne so, ti serve un miracolo, faccio un esempio banale. Tu lo cerchi, faccio un esempio perché Padre Pio è quello più conosciuto. Tu cerchi un aiuto a Padre Pio deve chiamare Gesù, Gesù deve chiamare Dio, vedi che giro per fare un miracolo oppure un aiuto, diciamo. Ma scusami una cosa, non fai prima a chiamare Dio? E dire Dio fammi stare bene oggi, devo fare un esame, fammi andare bene, oppure devo fare una visita, aiutami a fare questa visita. Quindi penso che sia più facile così. Invece no, io devo chiederlo a Padre Pio. Padre Pio deve fare l'intercessione con il padre e con il figlio. Ragazzi, dai. Ma io credo che sia un po' esagerato. Quindi per parte mia, se vuoi, come sempre ho pensato e come la penso, poi ognuno ha il suo modo di vedere, se vuoi pregare qualche cosa, prega il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, la Trinità. Poi tutte le altre persone, la Madonna, i santi, sono persone rispettabilissimi, non si mette in dubbio ragazzi, però va pregato Dio e Gesù e lo Spirito Santo, perché poi in effetti sono una sola cosa, quindi perlomeno e sta scritto sulla Bibbia e non l'ho scritto io oppure lo sto inventando io. Quindi la logica è questa qui. La Bibbia, ragazzi, ripeto, non l'ho scritta io. Quindi se dobbiamo rispettare la Bibbia, allora sappiamo che il culto verso altre persone non va fatto, quindi né immagini né idolatrie, quindi lo sappiamo benissimamente. Che poi, ragazzi, un giorno saremo giudicati per l'amor di Dio, chi avrà sbagliato pagherà, chi non avrà sbagliato non pagherà e il problema è quello lì. L'importante comunque è che quando chiedi aiuto a qualcuno lo fai a Dio. Ragazzi, vi auguro una buona serata, quindi se qualcuno vuole trovare il fatto di quella signora che ho detto si faceva chiamare la madre di Gesù, si chiamava Semiramide, quindi andate su internet e trovate Babilonia e Semiramide e vedete che ho ragione io, quindi sì, sì, Ale. Quindi questa signora era una donna molto temuta che si faceva chiamare Madre di Dio, Madre di Gesù, Madonna diciamo tutti questi appellativi che poi sono stati dati alla Madre di Gesù.
Quindi il culto mariano si presuppone sia partito da questa signora. Quindi ragazzi, buona serata a tutti. Poi lo so che molti di voi sono cattolicissimi, quindi non dicono Giuseppe, noi ci crediamo nei santi, ma per l'amor di Dio ragazzi, io rispetto a tutti voi, quindi mi sta bene, ognuno è libero ragazzi, io non condanno, non dico nulla, quindi per parte mia io credo che sia giusto così. Per parte vostra voi dite no, voglio cercare l'aiuto al Padre Pio oppure la Madonna, ognuno è libero ragazzi, stiamo in democrazia a finale, quindi però se andate a leggere la Bibbia vi rendete conto che non sto dicendo una bugia, ma è questa cosa qui, quindi buona giornata a tutti, anzi buona serata e ci sentiamo più tardi. Ciao a tutti.